Se t'ha una rimostranza da fare in comune, anche se te proprio arrabbiata, quando va alle sportel comunale a fare una rimostranza, cerca sempre di essere tranquillo più possibile, gentile, educato, per il tuo interlocutore, magari lui è più disponibile a ascoltare e arrivare a una soluzione del problema. Per prima cosa, eventet subito presentando il problema. Per esempio, buondì, sei però alla sonati, sei sì per fare una contestazione formale, perché mi capita che se giù priva che ti aspetta una risposta, senza avere niente nuove e non udio niente, e spedisse. E già priva che aspetto, già ringhiangio che si sia desmentiato il problema che vi avevo detto. Oppure, e già passa grosso tempo e già niente notizie. O in cui. Oramai è passato più di un mese e avete descettato la questione, ieri ha dovuto consegnarmi tutti gli incartamenti necessari tra i smane fa. E già in cui niente più niente. Quando sei contato più di tempo, ieri ha dovuto avvertirmi, o tari dovuto chiamarmi. E per fare un po' di peu, vi fa presente che sto scomodo un porta un grosso danno economico. E in conseguenza al vostro ritardo, me patesso un grosso danno economico. A questo ritardo rischio di perdere il cliente. Per tu sì, o descettare la questione, o facciamo li danno. Oppure, per finire, aspetta anche disse, ora già è veramente pressa. Perché se sdefinisce la questione, perdo lavoro, soldi e clienti. Che soluzione puoi trovare? O sei proprio insoddisfatto? Parei per niente avanti, già hai da bisogno di trovare una soluzione. Oppure, credo che se ti sta facendo un lavoro proprio trascurato. Che soluzione propone? Aspetta congiuntare. Se trovi una soluzione, sei obbligato a fare un'esposta, ma siccome già tutti i giorni è finire la pareia impresa, entro can tu sai che già hai da bisogno? E è possibile donarmi i documenti con me un mattino lei? Sovente, se ti è fortunato, e trovi da buona una soluzione. Per prima cosa è ringraziare l'uccello. E poi ringraziarsi cosa dona da fare per reggere la situazione. Dicendo, te sta proprio gentile. Grazie per la pazienza che ti ha buttato. E poi, grazie per l'aiuto. Ti ha proprio fatto un miracolo. Grazie bim bim. Ho già niente parole per ringraziate. Te magari va proprio un bel sagrin. In cui, senza te, non sai niente se riuscì a reggere. Grazie.